Noi chiediamo dignità a chi lavora in sanità e ai cittadini soprattutto che usufruiscono del servizio, perché se noi non ripristiniamo i numeri che servono, che non sono solo la sostituzione di chi c'è nel 2018, ma consideriamo i sospesi, consideriamo a tutta l'attività arretrata che ha creato il Covid, non potremo dare una risposta sanitaria adeguata al territorio. Noi chiediamo questo con la pandemia e con la raccolta firme. Una petizione per chiedere un rafforzamento della sanità pubblica e nello specifico dell'ULSS 6 Euganea, evitare privatizzazioni ed esternalizzazioni e togliere il blocco delle assunzioni per rilanciarla valorizzando le risorse umane. Questo decremento o non incremento del personale, perché molto personale se ne sta andando, provato da 2 anni di pandemia in cui non ha avuto un riconoscimento economico adeguato alla propria professione. Questo chiede il sindacato degli infermieri Nursind, che il personale infermieristico venga riconosciuto proprio le sue competenze specifiche, anche adeguando uno stipendio correlato a quello della comunità europea. Sono circa 300 le posizioni che mancano nella sola ULSS 6 dalle stime dei sindacati, infermieri, OS, ma anche personale amministrativo. I pronto soccorsi sono strutture in grande difficoltà perché soffrono, di tutta la crisi della catena del sistema di produzione sanitario, della riduzione dei posti letto che sono stati necessari e che il Covid ha portato con sé e sono strutture che costringono il personale a lavorare sempre in prima linea, che è un tipo di lavoro assolutamente logorante.